Questi principi arabi mi fanno tanto pena col petrolio che quasi quasi lo devono regalare purché sia consumato. Alza la tua daga e taglia il collo a quel fotografo là. Vieni che hanno finito, va a cominciare tu, scegliti quello che vuoi. Oh, qua sì ci divertiamo allegramente con questi clown che ci faranno uno spettacolo del circo, sì o no? Come ti chiami? Stefano. Ecco, è il clown Stefano. Stefano! Guarda là! Ecco, allora questo va quasi quasi a terminare la serie, la terza serie. 27, vieni. Vai a sceglierti quello che vuoi. Oh, questo è un parente di tutti quei Zorro che abbiamo visto gli anni precedenti. Che muscolo! Signora, che brava, che bambino, che bambino! Oh, venga signorina, venga madama, volevo danser. Che bella che sei, come ti chiami? Giovanna. È la principessa? No. La dama Giovanna. Giovanna, abbassa il ventaglio, fatti vedere dall'uomo. Siete a posto? Avete visto la vostra bellissima dama che si è immortalata in una foto che tutti poi durante l'anno guarderanno, tutti i parenti vorranno vedere. E cosa sei? Elisa. Il tuo vestito di cosa è? Costume? Di galletto. Ah, il costume di galletto hamburghese? Galletto hamburghese, no? Ruspante, ruspante! È un galletto ruspante, guarda quell'uomo là! Stai attento perché i galletti ruspanti qua vanno a ruba, ti tirano il collo, sai? Porca miseria! Spagnola che è venuta a trovarci qui a Cavazzare, sei contenta di essere qua a Cavazzare? Sì, hai visto che paese ha, di disgraziati? Grazie, brava, vieni. Tu invece dovresti, non sei spagnola, no? Turchina! Bene, allora questa dama turchina, guarda se ti piace quell'uomo lì. Questa è la dama turchina che viene a farci visita alla cantina. Che numero hai tu qui? Vieni dalla cantina? No, vieni ancora. Noi abbiamo sempre in mente la cantina perché sappiamo come c'è. Prenditi pure il regalo che ti piace di più. Qua viene a pagare. Oh, pirata sei. Quanti pirati che abbiamo? Quanti pirati! Quanti pirati! Vediamo se ho il portafoglio perché qua il pirata devo tenerlo un po'. Sì, forse lì il portafoglio, sì. Ecco, allora questo è un pirata che si chiama Dennis, il pirata Dennis. Parente di quel famoso pirata Morgan che solcava i mari dei Caraibi. Ogni bambino ha la sua personalità, è inutile che stiate lì a volere che prenda questo, che prenda, lasciatelo libero di prendere il giocattolo che secondo lui è il più bello, non ha importanza che sia quello che costa di più o costa di meno, l'importante è che il giocattolo ti piaccia, è vero sì o no? Brava, cosa sei? Una pata azzurra, va bene azzurra? Ecco, fai il miracolo di cambiare le carte da 500.000 in 1.000.000 e allora vatti a scegliere Fata, guarda quell'uomo là, altro giro, altro programma, anche perché ogni foto qua va a finire che prendo la percentuale, ecco. E dove che mi tira? Dimmi dove mi voto? Qua. Ciao, tu sei un principe. Allora, siccome sei un principe, vedi quegli uomini là? Li hai visti? Pericolosi sogno. Bravo principe, ti chiami? Che nome lì hai? Sì, ma sei sicuro? Bene, allora vatti a prendere un regalo, vieni qua, prenditi un bel regalo.
Quello che vuoi tu, non quello che vuole la mamma. Oh, qua abbiamo un clown di quelli all'ultimo grido. Ce l'hai le mani? Dove sono? Oh, bravo, qui mi piace. Come ti chiami? Matteo o Matteo? Matteo, eccola. Questo è Matteo, il clown del circo di Mosca, venuto a Cavardine per farci la sua rappresentazione. Vieni Matteo. Vai là, prenditi il regalo che ti piace. Oh, e tu invece ti chiami? Andrea. Ti chiami Andrea? Beve il caffè su Aspea. Guarda una bella fotografia. Tutti ti hanno visto. La nonna è anche così. E adesso anche rivedere quello che vuoi. E qui vediamo due vecchi combattenti. Indiani e cowboy. Indiano con cowboy. Vedete qua. Avete fumato in un calumetto nella pace? Sì. Bene. E poi ancora qua. Vai a vedere eccola. Un'ape. Sei un'ape? No. Maria. Fuggi anche, fuggi. Sei cattiva? Un'ape cattiva? Oh, vero brava. Allora è un'ape di quelle da miele. Vieni. Senta lei, scusi, dammi una pea e vieni qua a fare il puttino. Ti a posto, Rossella O'Hara, e come ti chiami? Rossella Cristiana O'Hara. Fatti vedere bene che ci ricorda sempre un magnifico film, un'avventura che ci ha sempre entusiasmato. Vieni qua, piccolo clown. Come ti chiami? Cristian, anche tu? Almeno siamo in mezzo ai cristiani, insomma. E allora fai un po' di cosa, così mettiti a posto la capigliatura. Questa che bella la vecchiottella. Barbie! Volevo dire io che mi ricordavi qualcosa che avevo in negozio. È una Barbie! E allora questa bellissima Barbie che ci si presenta oggi, ha visto, sei fatta in fotografia, sei una bella bambina. E vederla ancora, siete ancora vestiti da maschera? No! Oh brava, e tu cosa sei? 52, 53. Una farfalla che vola leggera tra i fiori che sono rappresentati da tutti questi bambini in sala. E le dame qua vedo che si sprecano, tutte dame, e anche un po' se lo dà no, tira fuori la spada, fatti vedere lì da quegli uomini pericolosi. 54. Eccola. 54. Tu sei un principe che ha un conto in banca? Dai il conto in banca? Tuo papà? Sì. Oh là, adesso lo sappiamo in tasca. 57. Oh, questa è magnifica. Anche tu. La dama, questa facciamo una dama rosa. La dama dei fiori rosa. Che brilla. 92 femmine. Sorridi, fai un bel sorriso. Se no ti faccio dei solletico sotto i piedi. Fatti prendere il regalo di spiaggia. 50. Ecco qua i rappresentanti di... Fatti prendere il regalo che vuoi. Sì o no? Oh là, dimmi, come ti chiami? Diego. Si chiama Diego. Guarda là, guardati di là, che ti fai vedere. Sei un pagliaccio punk, perché vedo dai disegni che hai sul viso che sei un clown punk. Senti, che parola, difficile.
Quanto lì fuori d'acciaio, guarda che roba, non farmi del male, guardala. È russo. Allora, piano piano, senza spaccare tutto come fa Batman, vai giù di lì, bravo, una bella volata. Fatto fare o compra fuori? Oh, questa è una principessa russa che ci ricorda lo zar. Una bellissima Lady Lovely. Ecco qua la serie delle Lady Lovely che comincia a inaugurare quelle rappresentazioni delle bambole oggi tutte in vigore, tanto in vigore. Vieni. Ora, noi siamo stati a chiedere assieme il principe di Posero, vedi? Mi pare possibile di essere stato a cena con il principe, io che sono stato con il cugino, così. È un Posero rosso, quasi nero, un po' nero, dalla rabbia. Ecco, bravo. Guardala, siamo arrivati al numero 62. Ecco qua un'altra bella ungherese. Ecco, vedi che in Ungheria, tutti dicono in Ungheria stanno male, ma invece stanno bene in Ungheria. Sì o no? Oh là, guardala, hai visto? E via le mani dalla mascherina. Ecco qua, tu sei, guarda quell'uomo là. Cosa sei? Una... Falla sei! Ora vedere una campana così bella, è una farfalluccia e farfallina. Vieni che ti vai a scegliere il regalo che vuoi. Una toppolina e una toppolina, ecco qua. Adesso prendiamo un gattino e vediamo che effetto ti fa. Vieni qua a vedere cosa vuoi prendere. Opla! Oh, venga signora, venga! Questo sarebbe un clown addormentato. Ecco, bravo, così non racconta le barzellette sporche. Ecco, vedo che va bene così. Il clown addormentato va bene, perché così non disturba il pubblico come faccio io. Ci scelga il regalo. Adesso abbiamo qua una coppia di giganti. Oh, che giganteschi! Tu sei un pagliaccio tu! Ma questo qua è il 15° Matteo che viene su. E tu sei Zorro. Sei Zorro? Sei Zorro. Sei Manina? Eccola. Il Zorro e il Matteo Pagliaccio. Guarda là, Matteo, Zorro. Avete visto? Vatti a prendere il regalo che ti piace. Salta giù. Opla. Un salto da tigre. Veramente da tigre. Ciao. Tu sei? Bravo. Il clown Ferrari. Eccolo qua. Fermola così. Fermola così. Vedo che anche che pur rappresentando uno stesso personaggio la fantasia dei genitori non finisce mai. Tutti sono uno diverso dall'altro. Ciao. Un bel sorriso questa principessa. È una showgirl. Ecco, vedo che mi ricorda qualcosa di ieri sera. Ecco, bravo. Girati che ti fa la fotografia. Poi quando sarai grande andrai in discoteca e farai vedere che eri già showgirl della cucina. Grazie. I numeri 90, la paura, i numeri della paura, 90, buongiorno. Ah, ecco, rappresenta il famoso Miss
con la scimitarra dietro qua, guardala. Hai finito? Bene, allora andiamo anche tu, Mizar, a prenderti il regalo che ti piace. Oh, tu dovresti essere Pulcinella, e ti chiami? Paolo. Bravo, Paolo Pulcinella. Bene. Oh, questa qua mi pare di conoscerla. Mi pare di conoscerla, questa cappuccetto rosso qua. Ah, ci conosciamo, è vero che ci conosciamo? Diana Rovinato? E dove stai? Cavallo? Sì, brava! Guarda che uomo là, lo vedi quell'uomo là? Ecco là, facci una fotografia, facci una fotografia. Fate la fotografia assieme perché è anche mia nipote che mi fa. E tu come ti chiami? Gabriele sei di Cavardole? No, del Texas. Tu sei uno sceriffo del Texas. Vai a vedere. Tira fuori la pistola. Tira fuori la pistola. Dai. Vai a vedere quell'uomo là. Vieni qua, che ci facciamo una fotografia di te. Perché poi è mio nipote anche questo qua. Fa finire che il carnevale lo faccio io e i nipoti un po' quella volta. Sei guarito dalla febbre? Bravo. Ciao. Bene? Sei pagliaccetto del circo? È un pagliaccetto del circo, anzi una pagliaccetta. Ecco, ora volevo dire che ci mancava qualcosa. No? Ciao! Sempre pagliacci, sempre pagliacci. E le pagliacce dove sono?